E datemelo, perché io mi serve. Ma con stazzi che vi serve, però diamo tempo al tempo, donna Sdrubbole. Vi prego di dare tempo al tempo, hai capito pure tu? Perché tu hai collaborato pure tu. Non parlarmi fatico che io sono allergico a... Don Cicci, Don Cicci, con permesso del signore Loca, voi avete a che fare qua in mezzo, sì? sì, Non dite che fa, cammino, non dite che fa. Io vestito la mi sa veramente devo prendere il vestito da Don Cicillo, ma siccome non è pronto il vestito, io me ne vado e ritorno più tardi. Va bene. Va bene? Andate Don pure. Cicci, mi raccomando, fatemelo trovare. Se no io vi metto nella nota pure le scarpe che ho consumato. Mi state scorciando, caro donna Sdrubbole. A un certo punto io come già fa, perché chi sta di università Don Cicci sente la puzza, da breve partita, non mangiamo un po' fuoco. Fa solo un po' fuoco. No, io mi sono vestito in defra sul, là mi sa spognato, per quello doveva fare... Ho Che vestito... hai fatto? Da breve, basta, va, se si è appicciato tutti che ha fatto, su sto... ma dare soldi che la giacca a te friariello, se no non può fare la giacca... Ti porto le pitture, ma va Ma guardate quando sono spassuso, guardate, io vado lì, friariello per mettere il foto in da giacchetta. Io non me ne fido più, io non me ne fido proprio più, io la sempre va. Non ne sopporto proprio più. Poche pazienze, Rosinena, poche pazienze. La pazienza fino a un certo punto però. È capace che trovano buoni giovani a così, doveva fare sta vita, di fare notte e giorno. Ma posso dire? Rosinena, non mi permessi, ma che ha preso in coppa se sta frate, noi. Prega, Non l'hai vista, stamattina. No, veramente non l'ho già visto. Ma la moglie l'hai vista? No. Niente. Ma che pigliò il caffè, non mi permesso, sta Chiaro. che guai che ha vinto. Sì, ma potete scendere un po' come scendete, Ma già fa? Pochi caffè. Un pochi caffè. Ma per te... No, una tazzolina. Quando? Ma no... Non male i caffè. Mannaggia Marino, mannaggia. Per te qualunque cosa. Oh, beh, allora mo scendete? Come no? Con sti in mano qua, vedi? Questi in mano allora. E di che stai ci fa con sti in mano? Che ti date in mano? No, con sti in mano qua, uscire. Proprio, dai. Sono pulite in mano. Come sono pulito? No, dico per la vita lavata in mano. E come si mette in mano un caffè? Lo so. In una tazza. In mano è sempre pulita, no? Sempre pulito. Che le belle e buone in mano, ti capite, si sporcano. A poveri, capito? Tante cose. Ah, povera. A poveri. Dammi permesso, Rosinella, se potete Prego, vedere. prego, accomoda. La capico. Scendi sempre. Mi piace sta Rosinella, però sta. Quasi quasi. Quasi quasi lo faccio per canto. Io sto qua! Ma no, ma non c'è. Mo combina sempre, mo combina. Sto qui, Rosello, ti fa piacere? Io papà sta a Roma. Rosello, insomma, forse mi vuoi prendere in giro tu. Gesù, vieni di sto qua, ma già visto che state qua, no? Ma è un modo di dire per farsi notare. E tu, cara Rosella, a me non mi noti mai. Vabbè, perché faccio a nuotare? Non mi vedi mai. Voi sapete nuotare? Iniziaci a nuotare. Ma no, nuotare a mare. Notare la mia presenza. Che io non l'avevo visto. Quello mi spiegate. Non perdere questa occasione, Rosella. No. A dove trovo una tabella con mamma? È chiaro, lo trovo. Non posso trovare. Rose, dimmi di sì. Poi che venga nuovo vestito, ma Chiamate Master Giorgio, chiamate Master Giorgio. Ma tu hai abbinato. Sto pizzando a caso, Ma quando lo cacciate a sto fratello? Come lo caccio? È una promessa che ho fatto a mia madre in punto di morte. Ma non assisto. Una cavo da costa. Don Cicci, ve l'ho detto che io sarei ritornato. Ma voi mi avete scucciato, mio caro amico. Faccio scucciato. Io ci avevo vestito, faccio scucciato. Ma voi l'avrete, datevi il tempo per finzi bacco. Ma voi volete il tempo, mattino, Roma, e non mi portate mai E ve lo devo mai. Donna tu, vi prometto tassativamente a Simona che trose voi avrete il vestito consegnato. Ma non che lo volevo mettere domani che domenica. Anzi, io bambino, È un po' vezzeggiata, Donna Sdrubbole, comunque vi prometto assolutamente che martedì io vi consegno il vestito e poi senza offesa, voi sapete che io so quello che faccio. Io quando faccio il vestito a voi lo faccio vedere in culo. Perché là di Sarta fanno i vestiti fantasma, non ne fanno vedere. Se capisci cosa da vedere, se non si vede come lo faccio a fare questo vestito. Don Cicci, ma perché non ci facciamo pagare anticipato a una struppola? No, là andiamo a colpo sicuro. Vabbè, meglio che ci dai i soldi. Una Sdrubbole è benestante. Rosella. Una Sdrubbole, voi siete facoltoso, no? Avete voglia. Facoltoso. Io sto proprio in due vasette. No, della ricchezza. Saccio cavuto di casa, cavallo. O fra. O frate, io vado a fare spesa a Roma. A Roma va a fare spesa. Sì. Là dice che a Sarzulello costa 100 lire mancando qua.
Avete capito, no? Capito? Un cassa pure a stru, Qui, come ti permetti? E beh, ti ho detto 1000 volte si chiama donna Sdrubba. Vabbè, a stru, Ma quanto detto? Barilotti. A Sdrubale e Barilotti. E non fare questi lapsus. ha fatto strubolo ridobbali lottolo. Non fai la- comunque fra, io vado a Roma a pigliare a fare spesa. Ma Ci guarda, vediamo, Roma. se no va a finire a chi lo strubolo roba Un'altra lottolo volta, e un'altra poi volta. vediamo. Aspetta, no. Oh. Il friariello l'ha giaccatta per metterli in la giacchetta. Ma che fai? I frioli in da giacchetta una volta, ma accattare. E accattare i foderi in da giacchetta, le fodere, i foderi. La taffetà. Un taffettà, capito? La taffetà. Oppure la saglia. Allora mi vado a fare prima la barba con Bibi Cassa. Poi a Chillo, ma quanto mi è antipatico Chillo a me. Ma che cosa mormora questo fratello vostro? come se voi fossero Bibi Gas. O Bibi Gas? A te la faccio con Bibi Cassa. Hanno stupito sono gas, pazzo. non lo teno gas. Ma chi lo dà su Bibi Gas? Perciò io zitto, voi siete sgassati. Ah, mi è venuto a me, dite, sono vestito lo signor Bibi Cassa di frigorifero. Non Così figlio. ne mica. Ma che in tuo frigorifero, disgraziato, mi ha fatto chi lo ha, mi ha fatto... La ciluata in fasullo, l'ha messo in tuo frigorifero. È un frainteso, donna Sdrubbo, abbiate pazienza, è squilibrato, dobbiamo compatire, che vogliamo fare? Ma io voglio sapere solo perché questo vestito non me lo date. Ma verrà la scadenza, avrà una verrà. scadenza. Non ne ho vere. Donna Astru. Venite qua. Bella. Non ne ho vere. Rosella. Non ne ho vestito, mamma Orghist. Non ne ho vestito vostro che sta in tuo frigorifero. Ah no, Chi io l'è ho sentito frigorifero e come mettevo il ghiaccio in cuore. chi l'ha donato cliente? Non è sto Nastro. Bella, che gelida manina. Quando fosse bello un po' con me, peccato che fa pipì. Bellino. Bella Rosella. Che peccato. Io se faccio questo e tengo pazienza, Sì. lo faccio solo per te. Grazie assai. Solo per te, Rosella. Lucia. Ah. Che era, come sentite? Mi hai ferito. Ma senti una cosa che Ci mi l'ha sai... qua, te l'ha già ferito. No, prima tenevi una cosa che saliva e valutavo lo scendeva. stomaco, No, perché era saliva e visto. scendeva, saliva... Ma non sai e non scendi più. E chi le babà che c'aveva mangiato? Ho avuto una sincope. Sincopato. Dice Don Cicillo, io non devo Ah, fare una singola Peppa? Che cosa? Dunque, Don Cicillo, io me ne vado. Per la misura, quando devo Ve l'ho venire? detto martedì della settimana che trascorre. Tranquillo e pacifico. Facciamo più presto. Non posso. Allora giovedì della No, settimana. signore, martedì stabilito nel modo più assoluto, categoricamente il vestito sarà consegnato fino al vostro domicilio. Se la ritissa allora martedì o vestita non la vita. No, Come la lì? vita. Vi raccomando. Mano all'arte. Vi raccomando, Don Cicillo. Vestito che è l'ultima... Ma ci mette pure in mano me, mo va a confezionare. Quella papà mi ha fornetto. tanto raccomandato, vai da Don Cicillo è un sorto buono, Don Cicillo è bravo, Don Cicillo è buono. E allora papà mi ha raccomandato e io sono venuto. Oh, burattino. Andiamo a partire, andiamo a fare questi cazzi. Andiamo. Noi diamo un po' carriere, andiamo a completare. Ma se vi interessa ti anche... Ma se ne Sì, mi interessa, non vi preoccupate, andiamoci, non Che c'è un buon nuovo vestito. Vuoi sciare, Sai dai, do frigorifero così, sai do Niente, sta ferma, non sta mai a riposo. Il povero frate mio ha faticato e esso chissà dove è. Invece finalmente l'hai trovata. Che è successo, Pascalino? Invece hanno fatto una rapina. A Dora Felo Giuliere, in mezzo alla piazza Roma Cata. E che ci stai sta? Non ne fanno tanti rapino giorni, e tu? Ma porta a voi, ma porta. Non porta a me, e perché? Perché uno che l'ha fatta a rapina, quando si è visto in due street, ha sparato a molto Giuliere. Frena a molto Giuliere. Chi c'entrina sto fatto? È nata amica rinda macchina. A Lucana ha detto, fimmo gemme, camminare. Carmaria. Camminare, sì. O non mi fate, ma fatta. E poi una telefonata. Una telefonata alla polizia. Sì. La voce è una femmina. La rapina che stanno chiudendo a Piazza Mercato, c'è complice un'impiegata all'officina accanto al cammino Buonocore. Frate, ma Carmine è buono cuore. Sì, ho vicino. Ma tu che stai dicendo, Pascalino? Ho vicino, ma mi... Ma tu come hai fatto a sapere ogni cosa? Scusa, Parla, come hai fatto a sapere queste cose? Pascalino ha parlato. Mi sono trovato in coppo posto quando è venuta la polizia, ho vicino, giro innanzi a quella maronna. Sì. Sì. Oh, frate mio è innocente come a Cristo in croce. Frate mi sta faticando.
Si sa chi che ha fatto che sta infamità oggi Pascalino. Ci faccio portare scritto in faccia per tutta la vita, Vicenza e buona cuore chi è. Ma mi serve Pascalino a questo momento. Vieni con me e Pavia mi ha spiegato tutte cose buone. Cioè, se mi spiegate, Sì. vieni con me Sì. Pascalino, vieni. Harry, eppure non ti faceva così. Hai avuto un'idea diabolica. Chi hai essere mai a pensare? E fanno fatte i kill. Il mio lavoro consiste nel pensare come devo fare soldi e come mangiare anzi via la gente che mi danno fastidio. Enrico, se sto fatto va buona, che arrestano a marito mi voleva ananza, noi saremmo felici e contenti. Ma amore non ci facciamo parecchio a mezzo, poi non sospettare. Pensa che per fare contenta, aiuta a fare fuori a chilometri niente luce di E potevi evitare, tanto teniva roba. No, magari non potevo evitare, perché se evitava, moriva via. Che la carogna quando si sembrava sulla parte di era potuto diretto per pigliare la pistola certamente. E che facevo? Arrivo tempo di sparare. Ha già fatto prima risso. Caro mio, hai rischiato la vita tua per me. Già nei primi giorni hai dimostrato quanto bene che amo voi. Tu, Enrico, questa femmina è niente. No, non è vero. E dimmi che è una bugia, che le cacce viste. Dimmi che la siamo fessi pazzi. Ma devo calmare. Ma chi è sta femmina? Ma che vuoi? Ma fosse pazza. È pazza, mi fai ascire. Se non sparisci mamma a camiezza e lascia stare in pace innamorata mia. Ma che stai dicendo? Già, vi dite calmare, state un po' calma. Vi dite non sbaglia. Ma tu ci pensi a quello che dici? Tu sai io chi sono. E chi sei? Sei una femmina sposata che invece rispetto al marito va lui a una pace, una paura guaglione sfortunata come me. Ah no, mo giorno che ti ruba stomma che l'ha girato tutta la vita mia, non ne perché non l'arriva a vedere. E ma sai che ti dico? Ti do un avvertimento, lascia sto innamorata mia. Oh, Ferlì, no, devo calmare che pigliate non sbaglio. Invece non si facile da parlare. Tra una femmina che sta a mezza vittata, un coppa non marcia a piede che vi potete aspettare. Ma tu non ti scordare che io sono una femmina sposata, che va bene e rispetta solo il marito. E tu quando parli con me, io te ne tanto termine e crianza. E tu fossi la femmina che rispetta il marito. Tu sei un frutto marcio con migliaia di cartavolini. Tu sei più puttana di me! E basta, mo! No! Mari, sarà mica sta? E che da essere? E che da essere? Sta femmina se va pigliare innamorata mia. E issa la soddisfazione, ma tiene me male in cuore. L'ha fatta quella che si è meritata. State zitta tu. Che saremo con tutte che fanno brutto mestiere. Tu non sei degno manca lì a pulzesca. E poi ricordati che ti fa male la femmina per una sfortuna e tu onesta che tieni un marito e un canno. Sì, perché tu fai per pizia o fai per ti spassare, ma sorella no. Te un cuore, un sentimento è stato da rispettare. Perciò se stiamo a sentire è meglio che sparisce a Napoli. E a te Enrico, se sorella è quella che è, l'ha fatta per te. Solamente per te, perché tu vuoi troppo bene. E tu mi per colpa è sta mia signora. Tu straccia una passione ardente in amore così, come niente fosse. Ma senti no, Enrico, questo non sta bene, non si fa. Ma è stato tutto uno sbaglio, pigliate una svista. Non è vero, è verità. È una ma hanno calunnia. portato spia. Mari, sorella mia, e tu li hai sta a sentire. E senti che non è vero, non sbaglia, è una calunnia. E tu li hai credere come voglio credere io a questo momento a tutte e due. Perché se così non fosse, e allora, cara signora, io, Assunta De Rosa, faccio parlare a cronaca al giornale. Intesi? Enrico, marito aspetta a casa. Andiamo in Mari, vieni a casa.